Bentrovati al meteo. Via vai di perturbazioni atlantiche sull'Italia, con il tempo che peggiora nuovamente sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di martedì 9 febbraio. Sul Veneto sarà una giornata, vedete, decisamente variabile. Al mattino, infatti, avremo molte nubi con piogge piuttosto frequenti e a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio migliorerà con pause più asciutte e soleggiate, ma in serata e soprattutto durante la notte avremo ancora precipitazioni un po' dappertutto e localmente saranno anche intense. Temperature senza notevoli cambiamenti, minime tra 3 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 12 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il contesto sarà instabile, con piogge diffuse ovunque, alternate a momenti più stabili. Nella notte fenomeni anche forti. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime invece sui 10-11 gradi. Ci spostiamo ora infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà opposta, vedete, in giornata bel tempo, ampiamente soleggiato, anche qui peggiorerà a partire dalla tarda serata. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.